Grande evento quest'anno, davvero. Abbiamo ben 13 squadre da tutta Italia. Sicilia, Puglia, Toscana, Campania, Piemonte, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Trentino, Alto Adige, certo sì. Uno sforzo non indifferente da parte della Pro Loco, organizzare un evento che rappresenta anche un'attrattiva per Vittorio Veneto, senz'altro una promozione per quanto riguarda la nostra città. Un saluto caloroso alle squadre che già da tempo frequentano il nostro palio e un augurio alle squadre nuove di trovare in Vittorio un piacevole soggiorno. Ringrazio le autorità della Regione, della Città del Vino, l'Associazione Città del Vino per aver accettato il nostro invito. Grazie Francesca del consorzio, della Pro Loco. Un ringraziamento va sicuramente a coloro che hanno partecipato all'organizzazione di questo grosso evento. Vi ricordo che sono settimane per noi abbastanza intense. Parallelamente al Palio delle Botti si sta svolgendo la mostra del vino che ci ospita qui a Palazzo Minucci, e vi ricordo le date del 14 e 15 di giugno per Rive Divine, l'11ª edizione di Rive Divine. Dicevo, organizzare un palio con 13 squadre è una cosa molto importante, impegnativa. Un ringraziamento va sicuramente agli sponsor, la Banca Prealpi, Veneta Botti, la Macelleria Breda e Oggi Treviso, che ci supportano in questo sforzo. Un ringraziamento sicuramente va a tutti coloro che hanno partecipato all'organizzazione. Permettetemi di ringraziare, mentre sta passando qui davanti, colui che ha seguito da vicino questa edizione, ossia Aldo Buosi. Includo anche l'ufficio turistico e la nostra Nadia. Ecco. Vi ringrazio ancora e vi auguro buona giornata. È una bellissima manifestazione, in questi anni è cresciuta, è bello pensare che quest'anno siamo alla 20ª edizione, grazie a quelli che hanno creduto dall'inizio, a partire proprio da Aldo Buosi, che veniva citato prima, che è stato sicuramente uno dei primi promotori, uno dei primi a crederci, e indubbiamente poi si sono sommati e aggiunti una serie di altri soggetti, tra cui gli ultimi arrivati. Vedo Santa Venerina per parlare di chi arriva sicuramente da più distante, cioè arriva dalla Sicilia. Ed è una festa, ecco, vedrete che è una festa, ed è una festa a cui Città del Vino tiene moltissimo. Grazie. Un saluto a tutti quanti, un ringraziamento alle squadre che sono qui. 13 squadre, come diceva Floriano, è un segnale importante, è un segnale di unione di questo paese, ma anche di voglia di stare insieme, di fare una gara con una sana competizione, senza voler strafare, ma nella voglia di cercare di essere migliori, ma anche di stare insieme agli altri e di condividere. Collina UNESCO oggi vuole essere qui per questa 20ª edizione del Palio, perché riteniamo sia un'importante manifestazione per far conoscere il nostro territorio, ma vista la località, la situation dove ci troviamo oggi, quindi Serravalle, anche il nostro patrimonio architettonico, quindi le nostre bellezze si fanno conoscere anche attraverso queste manifestazioni. Vedo tanti giovani, tanti ragazzi pronti a fare comunque quella che è un'attività sportiva, e con il giusto divertimento, con la giusta leggerezza, però volevo ringraziarvi, volevo esortarvi a continuare anche in questo percorso. Quindi grazie a tutti e buona giornata di sport. Vittorio Veneto è una delle Pro Loco del nostro consorzio ed è anche una delle Pro Loco che partecipa all'evento Primavera del Prosecco, che è la rassegna che le Pro Loco della provincia di Treviso hanno messo in piedi e che quest'anno è arrivata ai 30 anni. Non solo vino, come si può notare, ma iniziative, manifestazioni, passeggiate e questa perla della collana che è il Palio delle Botti a Vittorio Veneto, che qualifica sicuramente la città e sicuramente la Pro Loco di Vittorio, per cui un in bocca al lupo e continuiamo ancora con questa manifestazione altri 30 anni almeno. Grazie.
ex, da già spingitore, ero il più scarso della squadra di Valdobbiadene, ma insomma quando serviva correvo anch'io a spingere, perché insomma è stata sicuramente, da averla vista anche dall'interno, una bellissima manifestazione che si crea nei vari territori, ma poi è soprattutto bello la rete che si crea tra le amicizie di tanti ragazzi che hanno voglia di fare queste conoscenze e scoprire la nostra bellissima Italia tramite le città del vino, e quindi ringrazio anche l'Associazione Nazionale Città del Vino per questa organizzazione, per questo sostegno. È bello rivedervi qui e che dire, in bocca al lupo, mi raccomando, spingere, 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 e un saluto anche dalla regione che comunque è sicuramente felice di dare una mano a queste iniziative. Grazie. Siamo ben lieti di sostenere le iniziative che danno, diciamo, luce al nostro territorio, al nostro bellissimo territorio, quindi Banca per Alpi San Biagio è ben lieta di essere partnership di queste iniziative. Noi auguriamo al Palio lunga vita e di vedere incrementarsi il numero delle squadre anche in futuro, e alle squadre partecipanti di oggi, come si dice in questi casi, in bocca al lupo. Abbiamo questo bellissimo gruppo di squadre, andiamo in ordine alfabetico, cominciamo con la vicina Avio che arriva direttamente dalla provincia di Trento, pure di qua, eccoli qua. Elia, Marco, Cristian. Facciamo un bel applauso, loro sono presenti solo come squadra maschile. Allora consegnano i doni, eccolo qua pronto a portare a casa i doni, è sempre il presidente è pronto, come si suol dire. Passiamo adesso alla squadra del veronese Brentino Belluno, fianco ad Avio. Eric, Serena, Sebastiano, poi abbiamo Glenda, Jonathan. Eccoli qua, questi sono Brentino Belluno che partecipano ovviamente anche in questo caso come squadra anche femminile. E adesso passiamo alla provincia di Udine con Buttrio. Alan, Riccardo, Loris, Giulia, Sandra. Eccoli qua, facciamo ancora un bel applauso per la squadra di Buttrio. E adesso siamo con Castelnuovo Don Bosco, eccoli qua. Davide, Andrea, Fulvio, Arianna, Martina. Eccoli qua, facciamo ancora un bel applauso, Castelnuovo Don Bosco, provincia di Asti. E adesso siamo con Cavriana, direttamente dal Mantovano. Loro partecipano con la squadra solo maschile, ma li vedo già belli determinati come sempre. Stefano, Simone, Davide. E eccoli qua, facciamo un bel applauso ancora per Cavriana. Adesso è il momento di Furore, che direttamente dalla provincia di Salerno. Furore. Antonio Milo, Francesco Bio, Aurelio Guomo. Eccoli qua, Furore è naturalmente il suo sindaco che ci dice il suo nome, perché io non lo so, non frequento ultimamente Furore, ma gli facciamo un bel applauso. Grazie. Perché è bello vedere anche le autorità presenti. Giovanni Milo. Giovanni Milo, poi naturalmente questa sera sicuramente sarà con noi, quindi avremo modo di salutare ulteriormente. Adesso siamo a Gioia del Colle dalla provincia di Bari. Eccoli qua, Gioia del Colle rappresentata da, cominciamo, Carmine, Vito, Giacomo. Eccoli qua, ancora un bel applauso ai ragazzi di Gioia del Colle. Richiamo a Grignasco dalla provincia di Novara. In questo caso solo squadra femminile. È giusto. Eccole qua. Elisa, Sofia. E questo è Grignasco, ancora facciamo un bel applauso. Adesso passiamo a un'altra squadra che arriva dalla provincia di Novara con Maggiora. ciao Nicolò, Riccardo, Gaia, Camilla. Eccoli qua, Maggiora, con una squadra sia maschile che femminile. Adesso è il momento di una squadra che ha fatto tantissimi chilometri per raggiungerci, ha fatto veramente, ha scalato le montagne. Parliamo di Refrontolo.
Simone. Alex. Giulio. Alice. Perfetto, facciamo un bel applauso a Re Frontolo. Passiamo alla squadra di Suvereto, provincia di Livorno. Eccoli qua. Vito. Daniele. Matteo. Lorenzo. Eccoli qua, facciamo ancora un bel applauso alla squadra di Suvereto, scusate, la squadra di Santa Venerina che arriva direttamente dalla provincia di Catania. Eccoli qua. Cristian. Alessio. Andorino. Ginevra, Vittoria. Già viste queste ragazze. E adesso facciamo ancora un bel applauso a Santa Venerina e passiamo alla squadra di casa, Vittorio Veneto. Eccoli qua, quindi sentiamo i portacolori della squadra di casa. Matteo. Simone. Davide. Camilla. Matilde. Benedetta. Angelica. Eccoli qua, quindi Vittorio Veneto, anche loro. Adesso comincerà la fase, il corteo che ci porterà verso il centro della città di Vittorio Veneto, dove si svolgeranno una parte dei giochi previsti quest'oggi, e poi verso la fase conclusiva di questa sera ci saranno la gara di spinta della botte qui in centro storico e la gara di riempimento. Bene, con questo noi vi salutiamo da questo bellissimo angolo di Vittorio, del Palazzo Minucci, e ci approponiamo verso il centro di Vittorio Veneto, dove cominceranno i veri e propri giochi di questa 20ª edizione del Palio delle Botti. Buon divertimento e buona gara a tutti i partecipanti. Grazie, a più tardi.
1, via! Parte Trentino Belluno. Tre, 2, 1, via! Parte anche Butrio. Tre, 2, 1, via! Parte Castelnuovo Don Bosco. Tre, 2, 1, via! Parte anche in questo caso la squadra femminile del di Grignasco. Tre, 2, 1, via! Parte Maggiora. Tre, 2, 1, via! Parte Iro del Frontolo adesso. Tre, 2, 1, via! Parte Santa Venerina. Allora, è il momento di Vittorio Veneto. 3, 2, 1, via! Parte Vittorio Veneto.
Siamo con Vittorio Veneto. 3, 2, 1, via! Parte Vittorio Veneto! Bene, adesso siamo pronti per partire, lasciamo adesso ai tamburini lo spazio per darvi il via. Partiti il gruppo.
adesso facciamo calare il silenzio e lasciamo lo spazio ai tamburini per dare il via.
direi che siamo pronti per le premiazioni. 2 parole di saluto dopo una giornata che è stata molto intensa, caratterizzata da diversi, quest'anno una variante perché ci siamo spostati da Serravalle al centro, poi siamo tornati a Serravalle, insomma è stata una giornata movimentata. Sì, una giornata movimentata e anche un periodo movimentato per la Pro Loco. Comunque sono contento che sia andato tutto bene e un grosso ringraziamento a chi ci ha dato una mano, alle associazioni, ai carabinieri in pensione, alla polizia locale, a tutti quelli che hanno contribuito a portare avanti questa giornata che è stata davvero intensa e che ha interessato mezza Vittorio Veneto. Ecco. Spero che vi siate divertiti e vi aspettiamo per il prossimo anno. Un ringraziamento anche a nome del sindaco che è passato qui prima, a tutta la Pro Loco, a partire dal presidente, il CDA e tutti i volontari, perché senza il loro impegno, il loro lavoro, senza la loro disponibilità, l'entusiasmo e l'energia che ci mettono, queste iniziative non si potrebbero fare. E sono iniziative di successo nel momento in cui lo certificano i numeri. 13 squadre quest'anno, 13 gruppi di amici ormai che ci vengono a trovare e che ci onorano con la loro presenza, con la loro sportività e con il loro impegno per riuscire a realizzare queste iniziative che abbiamo visto hanno anche attirato tante persone e tanti curiosi durante ad esempio la sfilata fino al centro. Bene, grazie. Allora noi adesso cominciamo con le premiazioni. 13ª posizione, chiamiamo qui sul palco gli amici di Furore. Allora consegniamo naturalmente un omaggio, ecco, e quindi sindaco un saluto da parte di Furore. Allora noi abbiamo fatto circa 9 ore di macchina per arrivare qui, ma voglio dire ci siamo arrivati con intensa felicità. Grazie a tutti per l'accoglienza, grazie a Vittorio Veneto, al Comune, alla Pro Loco, ad Aldo, a tutti quelli che sono amici oramai da tantissimi anni, insomma loro vengono da noi con molto piacere e noi veniamo a ricambiare la visita. È stata anche una bellissima gara, una gara difficile, è valsa la pena di farsi 9 ore di macchina per arrivare qui. Bene, adesso passiamo alla 12ª posizione, si tratta di Gioia del Colle. Gioia del Colle. Grazie mille. Grazie a tutti per l'accoglienza. Io sono Claudio Santorelli, presidente del Palio delle Botti di Gioia del Colle. È un palio giovane, 2016, quindi siamo all'8ª edizione del nostro palio, quindi il Covid poi ci ha bloccato per cause di forza maggiore. È un palio completamente differente dal palio nazionale, però insomma ha visto la presenza di 32.000 persone l'ultima edizione. Grazie per l'accoglienza, grazie per l'invito e grazie a tutti. 11ª posizione sono i vicini di Avio. Eccoli qua, facciamogli un bel applauso e consegniamo naturalmente l'omaggio. Allora, giratevi ragazzi, attenzione e naturalmente foto di rito. Ciao a tutti e grazie di averci invitato a questo splendido palio. Noi veniamo sempre volentieri a Vittorio Veneto perché siamo qua vicini e è bello, è una bella zona e ci divertiamo sempre. Peccato per il terzo posto, però dai, sarà la prossima volta. Sarà, arriverete agguerriti e pronti la prossima volta ancora di più. 10ª posizione con Buttrio. Eccole qua le ragazze e ragazzo. Avete perso 2 componenti per strada, ma va bene dai, va bene. Bene, facciamo un bel applauso anche agli amici di Buttrio. Bene, grazie. Adesso passiamo alla 9ª posizione. Eccoli qua a Cavriana. E consegniamo naturalmente. Grazie a tutti voi, è un piacere sempre essere assieme a voi. Ciao, alla prossima. Ciao. Bene, passiamo alla 8ª posizione. Eccoli qua, facciamogli ancora un bel applauso agli amici di Suvereto.
Bravi ragazzi, bravi tutti, che dire, fantastico, palio bellissimo, secondo me avvincente, bene così, un abbraccio, va bene. Grazie agli amici di Sumareto. E adesso si passa alla settima posizione con Grignasco. Eccole qua, facciamogli ancora un bel applauso, complimenti. Ci tornerete anche la prossima volta. Speriamo di sì e vogliamo soltanto ringraziarvi per l'ospitalità e comunque è stata una bellissima gara, anche tutti i giochi, è stato molto avvincente come hanno già detto e speriamo di tornare anche l'anno prossimo a questo punto. Sesta posizione, siamo con Santa Venerina, forza! Allora intanto consegniamo i riconoscimenti e la cesta. Grazie a tutti gli amici che siamo tutti qua. Queste manifestazioni, al di là di chi è stato il primo, chi è il secondo e via dicendo, ma il bello di queste serate sono queste tavolate che poi ci ritroviamo tutti quanti insieme e il divertimento è questo, indipendentemente di tutto, giusto? Noi a Santa Venerina, in provincia di Catania, alle pendici dell'Etna, nel nostro palio, è l'ultima domenica di settembre. Vabbè, i veterani già lo sanno, ma quelli nuovi, i nuovi, sono tutti invitati fin da adesso, ok? Grazie e buon proseguimento. Allora, quinta posizione. Andiamo sempre qua facendo tantissimi chilometri lontano da casa. Arriviamo a Refrontolo. Facciamo ancora un bel applauso per Refrontolo, che ricordiamo tra l'altro il prossimo appuntamento vostro è di... Parli tu? Prego, ne hai facoltà. Grazie. Buonasera a tutti, porti saluti all'amministrazione comunale, faccio i complimenti a tutti gli spingitori e spingitrici e vi aspettiamo tutti quanti il 12 luglio per la tappa del palio in serata. A Refrontolo sarà una cosa in notturna speciale, quindi vi aspettiamo lì fra un mesetto. Benissimo, quarta posizione, una squadra che conosco che è per caso di casa, che mi pare si chiami Vittorio Veneto. Innanzitutto voglio ringraziare i ragazzi che sono sempre disponibili a partecipare ai pali. Quello che mi premeva dire è che mi ritrovo qui alla 20ª edizione del Palio di Vittorio Veneto e vedo gente che conosco da 20 anni e siamo amici da 20 anni, che ci vediamo in giro per l'Italia da 20 anni. Pertanto non posso che essere felice di continuare con questa esperienza. Io dico sempre che finché ci sono i ragazzi e finché c'è la squadra, nei limiti del possibile io ci sono per portarli in giro. Se non ci sono io c'è il presidente, comunque qualcuno c'è sempre, però l'importante è che ci sia chi ha voglia di mettersi in gioco, partecipare e giocare. Poi se si vince bene e se non si vince lo stesso. Bene, passiamo adesso al podio. Terza posizione per Castelnuovo Don Bosco, provincia di Asti. Complimenti. Grazie a tutti, per noi è un motivo di grande orgoglio essere qua oggi, quindi ringraziamo gli organizzatori e anche tutte le squadre, stiamo trovando tanti amici lungo il percorso, quindi ci fa piacere. Questo è il nostro primo anno nel Palio Nazionale e devo dire che è veramente bello. Bene, quindi vuol dire che continueranno, ottimo, quindi poi c'è Santa Venerina che vi segue, vi controlla e vi dice mi raccomando. Grazie agli amici di Castelnuovo Don Bosco, Asti, per la vostra presenza, grazie. Bene, adesso passiamo alla seconda posizione e siamo con Maggiora. Eccoli qua, facciamogli ancora un bel applauso, complimenti a Maggiora. Prego. Allora vabbè, grazie a tutti, grazie all'Aldo e al suo staff.
venire a Vittorio è sempre bello, poi quando si fa una doppietta come oggi, uomini e donne, è ancora più bello sicuramente. Complimenti a Castelnuovo perché sono veramente forti, c'è dei debuttanti che arrivano secondi a Vittorio Veneto, non è banale. E la gara qua è sempre bella, e complimenti a tutti e grazie per l'ospitalità e l'accoglienza. Grazie agli amici di Maggiora, prima posizione. Belluno, ma non è Belluno, è Brentino Belluno, provincia di Verona, eccoli qua. Eccoli qua, facciamogli ancora un bel applauso alla squadra di Brentino Belluno. Grazie. Bene, due parole, chi vince li deve fare. Sì. Siamo contenti di aver vinto, non ce lo aspettavamo, però siamo molto contenti. E ce l'abbiamo messa tutta, la gara di Vittorio è sempre molto impegnativa per noi, ogni volta ci distruggiamo. E grazie a tutta l'organizzazione, vi aspettiamo a Brentino il 5 luglio dove faremo il nostro palio. E grazie ancora, buona serata. Posso solo ringraziare tutti quanti, è stato per me un orgoglio avervi così tanti oggi, e tante squadre anche nuove. Sono felice che sia finito tutto bene, spero che vi siate divertiti. Vi aspettiamo il prossimo anno.